Buongiorno ragazzuoli, bentornati in un nuovo video. Oggi vi porto con me, sarà un video abbastanza breve ed è una cosa improvvisata anche. Ho visto ieri che oggi facevano un rally, una prima edizione di un rally chiamata Rally del Veneto, quindi prima edizione, auto storiche, e il tempo fa schifo, come potete vedere sta piovigginando. E niente, andiamo a vedere la teoria è la quinta prova speciale, la penultima, che inizia alle 2:30, ed era tanto per fare un giretto, era tanto che non ne vado a vedere uno, ho detto vabbè, ma sì, andiamo così a caso. Andremo nella parte finale del tracciato di quella prova speciale, in maniera che se si mette di più a piovere o mi stufo me ne vado via prima. Come vi ho detto, appunto è stata una cosa improvvisata, tanto per fare un mezzo giretto. E la diciamo posizione di questo rally generale è intorno a Badia Calavena, si chiama come zona, per chi magari qualcuno del posto che può conoscere. E niente, adesso andiamo lì, speriamo di non trovare neve, in teoria no, perché non ho né gombe invernali né niente, al massimo torneremo indietro. E niente, ci becchiamo dopo. Eccoci qua, stiamo salendo, c'è anche nebbia. Ho appena fatto un po' di strada, andare dietro a un Cayenne che vabbè ovviamente non andava a cannone, credo. Il problema è che io ho le gomme non invernali, si scivola abbastanza, però l'atmosfera non è male, bella bella. Guardate che sta 10 infilati, che figata, bellissimo. Guardate qua, mancano 5 km, siamo quasi dentro. Adesso abbiamo imboccato questa stradina secondaria e dobbiamo arrivare alla fine del percorso, dove troverò parcheggio, spero. Scusate, strade un po' distrutte, rischia di toccare qualcosa, tocca alzare la macchina. Bene, aspetta che stoppo. Ragazzoli, purtroppo, come avete visto, non vi ho fatto vedere niente perché è stato annullato tutto l'intero rally causa incidente molto grave anche. C'è stato un morto, purtroppo hanno annullato tutto. Tirato dritto la strada Sciulì, andato dritto qua, saltato giù qua, saltato giù bello alto qua. Tutto bloccato. Qua sono al parco tecnico, diciamo, parco assistenza, ma ormai non c'è più nessuno. E niente, purtroppo sono cose che capitano nel rally. Comunque lì dietro è più di polizia, è parcheggiato qua. Devo un attimo adesso scappare silenziosamente. So che è una cosa brutta, ma se riuscirò troverò qualche foto e video di quello che è successo, quando rendervi conto, per chi magari non si sa, cioè non sa cosa magari gente che fa questo lavoro, alla fine del lavoro, per tanti anche la passione, possa anche essere molto pericoloso, molto pericoloso. Se starete vedendo questo video vuol dire che l'ho pubblicato lo stesso, e l'intenzione di andare nel rally, io ci sono sempre stato, ci sono sempre andato, solo che deve capitare che lo so prima, e comunque vi porterò con me se capiterà altre volte, senza dubbio.
E pazienza, niente, adesso ritorno verso casa, ho fatto un giretto, un giretto così random qua in mezzo alle montagne. C'erano certe strade che veramente ho dovuto fermarmi e tirare via rami per terra, sassi, perché era assurdo, ci ho preso una vita. Ma vabbè. Ragazzuoli, vi saluto così, vi faccio vedere la discesa del garage che ho. So che non avete visto nessuna gara rally, però pazienza, vi farò vedere, porterò un'altra volta. Spero che comunque il video sia stato di vostro gradimento e niente, vi ricordo sempre per supportarmi di lasciare un like e iscrivetevi al canale. E niente, dal mio garage, sono tutti miei, giustamente ho l'imbarazzo della scelta. Ci becca al prossimo video, ciao!